siamo agli sbagliati, perché noi avevamo 2-3 fuori quota di partenza, che erano Cadaguro 2000, poi abbiamo il 99 Barsonetto e il 98 Comin, e tu hai fatto un cambio soltanto in tutta la partita, hai tolto Barsonetto e hai messo Giordano. Mi pare proprio di sì. Ma tu hai 99? sei con 2,98 in campo e un 2000. Allora abbiamo fatto. Ti ha perso il tavolino? Può essere? Oh, ti ha perso il tavolino. Ti preso questa notizia, qua ti ha perso il tavolino a partire. Può essere. Può essere. Perché abbiamo guardato le classi su tutto campo. 2000, 99. Aspetta che chiedo. Questa. Allora mister, incominciamo questa intervista lasciando un attimo da parte l'incognita del cambio, che rimane un punto di domanda. Insomma, certo che è sempre poco piacevole perdere o vincere una partita in questo modo a tavolino per magari un'incomprensione o un errore, una svista, come la si può definire. Andando invece sul calcio giocato in campo, ritiene il risultato giusto? Il primo tempo abbiamo fatto un gran bel primo tempo, abbiamo giocato a calcio e abbiamo proposto delle cose buone, ottime, quindi abbiamo provato a fare la partita senza difenderci e mi sembra che anche al primo tempo siamo riusciti a fare un gioco importante, diciamo, di squadra, che è quello che avevo chiesto. Poi ci sono delle dinamiche durante la partita che cambiano tutto, nel senso che loro hanno avuto un rigore e l'ha sbagliato, quindi abbiamo preso coraggio. Poi siamo andati avanti, ci hanno buttato fuori un giocatore, siamo rimasti in 10, siamo stati bravi a lottare e a darsi una mano, quindi ci sono tanti aspetti positivi secondo me. Abbiamo giocato contro una squadra più forte che non ha mai perso, quindi posso solo fare i complimenti ai miei ragazzi perché hanno dato veramente tutto, quindi bisogna fargli i complimenti, hanno fatto una gran partita secondo me. Ho giocato contro una squadra fortissima. Ma senza neanche chiuderci dietro, niente. Addirittura in inferiorità, addirittura voi nei primi 10 minuti del secondo tempo non l'avete mai fatta prendere il Portogallo, quando tutti si aspettavano che il Portogallo ci potesse dare. Io penso che se vieni qua e ti difendi non ci sono tante chance per giocartela, nel senso che loro hanno giocatori forti singolarmente che possono cambiarti la partita, poi hanno panchina che quando entrano fanno anche loro della differenza, quindi hanno una squadra forte, importante, sicuramente sono forti, però penso oggi che abbiamo giocato un'ottima partita. Coraggio e abbiamo sempre cercato di andare a fare il gol, quindi Caggiano quel ruolo tra le linee, sempre libero e sempre in grado di fare il calcio in modo pericoloso. Era stata una delle chiavi di lettura della squadra. Diciamo che con i ragazzi che ho a disposizione ho pensato di farlo giocare in quel ruolo lì, perché lui quelle linee tra le linee non l'ha mai preso ed è stato giusto perché nessuno l'ha mai preso. Tra le linee è bravo, poi si sa buttare dentro, è tecnicamente bravo, quindi dobbiamo sfruttarlo per le caratteristiche che ha. Quindi hanno fatto una grande partita. Sì, oggi anche con l'uomo in meno, come diceva lei, insomma non si è sentito, non si è avvertito in campo, avete sempre spinto lo stesso, anzi avete anche sfiorato la segnatura in più occasioni. Diciamo. Però oggi una grande partita anche di Bavena, del vostro portiere. Sì, ma oggi sono stati veramente bravi perché si sono impegnati un sacco, quello che gli ho chiesto l'hanno fatto, quindi hanno sempre cercato di attaccare e di far gol, anche quando eravamo in 10, io la penso così, insomma. Stare a difendere secondo me non si migliora, non si cresce, dopo si può vincere, perdere, pareggiare per carità, però se io ho l'idea, la mentalità di andare sempre a cercare di mettere in difficoltà gli altri, di far gol, miglioriamo e cresciamo, perché partite come queste secondo me i giovani che hanno giocato oggi servono sicuramente per crescere e migliorare, quindi sono belle palestre di vita insomma secondo me per far crescere la squadra e tutti quanti. Sì, la sua squadra ha affrontato la partita oggi come quarta forza in campionato. Quali sono i vostri obiettivi, visto che qualcosa mi sembra sia cambiato dall'inizio? Sì, quando sono arrivato la squadra era diversa, quindi sono cambiati degli elementi, però adesso la squadra che c'è io penso che possa giocarsela ogni domenica con tutti. L'avete visto anche voi, quindi dopo, ripeto, si può vincere, perdere, pareggiare, però se tu vai col coraggio e con la voglia di affrontare le partite e cercare di fare la partita in qualsiasi campo, per me è
soddisfazione importante, vuol dire che io ho dato una mentalità e uno spirito importante ai giocatori come persone. Sì, perciò non avete idee utopistiche, insomma, di scalare posizioni ancora? Dobbiamo avere sicuramente l'obiettivo, siamo là, bisogna cercare l'obiettivo, bisogna puntare a quella che abbiamo davanti a noi. Ogni domenica bisogna cercare di far meglio e puntare a quella che abbiamo davanti a noi. Adesso siamo quarti, quinti, quello che siamo. Domenica prossima abbiamo l'obiettivo di puntare a quella davanti a noi, scalare più punti possibili. Quindi questa è la... Fermo restando che al 99% i play-off del girone non si disputeranno per eccesso di distacco dalla seconda alla quinta. Sì, vabbè, ma... Cioè, un po' platonica come cosa per lo so, però se tu arrivi terzo, arrivi partite. secondo, arrivi quarto, sono sempre posizioni importanti. Hai costruito qualcosa per l'anno successivo, quindi questo è sincero, dobbiamo costruire qualcosa di importante. Quindi se riesci a costruire e portare mentalità fino alla fine dell'anno, che arrivi terzo, quarto, quinto, dove arriviamo non lo so. Però se portiamo questo spirito riusciamo a costruire qualcosa per il prossimo anno, quindi questa è l'idea. Sotto il profilo calcistico dell'espressione calcio, questa è stata la miglior partita del cambio da quando tu sei arrivato ora, oppure penso a quella con 90? Secondo me sì, abbiamo fatto varie ispezioni, varie partite, non magari facendo tutto. Però considerando che qui sei in trasferta a Portogruaro, potrebbe essere un valore aggiunto come prestazione. Ma sicuramente la prestazione è stata buona, ripeto, però abbiamo fatto anche prima di Natale, abbiamo fatto delle buone partite. Adesso siamo partiti un po' in modo altalenante, quindi ci vuole un po' di tempo perché sono cambiati degli interpreti, quindi sono cambiate tante dinamiche e adesso siamo arrivati probabilmente al momento dove anche loro si rendevano conto di dare qualcosa in più contro Portogruaro. Penso che tutti danno quel qualcosa in più e sono stati veramente bravi perché hanno veramente dato tanto. È stata secondo me una partita bella, forse la categoria superiore per l'intensità, l'occasione, lo spirito, i contrasti. Secondo me è stata una partita bella. Dopo potevo anche vincere o perdere, non importa, però lo spirito di come sono battagliate le due squadre è stato importante, secondo me. È stato bello, intenso, teso, secondo me è stata una bella partita. Insomma.